Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo quali sono gli influssi che riceviamo in questo giorno di venerdì 20 marzo 2020 e cosa possiamo aspettarci dagli influssi delle costellazioni in questo giorno. Prima di cominciare questo approfondimento, come di consueto, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Grazie. Abbiamo dunque gli influssi di Venere in questo giorno che ci condurrà comunque alla ricerca dell'armonia, della solidarietà reciproca, la difesa anche dei diritti. È un giorno dove sicuramente potremo dedicarci a qualcosa di più piacevole, anche se sono giornate molto delicate da un punto di vista emotivo, se vogliamo, ma anche di tensione, preoccupazione. Oggi comunque è un giorno che possiamo trascorrere all'insegna dell'armonia con i nostri cari, della cura reciproca e questo può essere un tempo molto prezioso per approfondire certi legami. È un giorno comunque che metterà alla luce ancora, come il giorno che abbiamo appena superato, vale a dire come ieri, e ci metterà alla prova in che termini. Ancora avremo delle insicurezze, forse delle paure, delle preoccupazioni anche dal punto di vista igienico-sanitario. Questo è portato dalla costellazione Vergine che oggi, come ieri, è la stella capo nella giornata. Dunque è la costellazione che dà un influsso abbastanza permanente su quello che è la scia energetica di questo giorno e ci racconta un po' qual è l'indirizzo che la giornata assumerà. Possiamo comunque valutare dal punto di vista delle costellazioni quali sono appunto le costellazioni visitate dalla Luna oggi. Abbiamo detto comunque che c'è anche il contributo di Venere, abbiamo già menzionato la stella Capo Vergine, abbiamo la costellazione Capricorno in opposizione. È possibile dunque che oggi qualche cosa datata, qualche cosa che ha avuto un lungo corso, oggi potrebbe o crearci delle problematiche oppure concludersi. Comunque è possibile che si abbiano delle opposizioni anche di qualcosa che emerge ma che è già da tempo che ci oppone. Ad ogni modo l'opposizione di Capricorno non è mai un'opposizione particolarmente aggressiva per la Vergine, poiché appartengono comunque allo stesso elemento che è l'elemento terra e la costellazione Capricorno è di primo gruppo, dunque in un certo senso va a sostenere il valore della costellazione Vergine. A questo punto è chiaro che la giornata ci indirizza su questioni di natura materiale, poiché in terza posizione abbiamo addirittura anche Toro, dunque apriamo la giornata con 3 costellazioni di terra, di cui Toro comunque occultamente è già inclusa, sono già inclusi gli influssi di Toro nella giornata di venerdì, poiché Venere, dominatore di questo giorno, porta indirettamente i simboli e i valori di Bilancia e Toro. Dunque abbiamo chiaramente un quadro piuttosto chiaro, chiaramente chiaro, un quadro chiaro della situazione in questo giorno, cioè situazioni pragmatiche, le cose che sono più immediate da risolvere o di cui ci dobbiamo occupare proprio in prima persona e comunque in modo pragmatico. Ripeto che è una giornata che comunque porta alla luce qualche preoccupazione anche dovuta alla sensazione di non saper fronteggiare al meglio certe circostanze o di non essere adeguati, di non essere abbastanza bravi o all'altezza. Dunque non vi preoccupate se nell'arco della giornata doveste percepire maggiormente queste insicurezze o questi dubbi su voi stessi, ma anche sulle situazioni che state vivendo, su quello che vi circonda, perché è possibile appunto che sia il raggiungerci di questi influssi a determinare queste sensazioni e queste
percezioni collegate alla giornata. Vediamo comunque che in questo giorno abbiamo anche un altro aspetto interessante, e cioè una specie di assembramento di costellazioni di fuoco, intervallate soltanto da Gemelli, la costellazione d'Aria, però circoscritta da Ariete. Questo può poter dire che avremo una precipitosità di pensiero, un eccessivo slancio o anche la possibilità di non reagire nel modo giusto, comunque di essere troppo impulsivi in certi momenti, magari di lasciarci prendere da un certo sconforto generale dovuto proprio dalla nostra impulsività, dalla nostra impazienza. Attenzione ai colpi di testa e soprattutto attenzione all'area della testa, perché potrebbe dare qualche problema. Probabilmente per chi ne soffre potrebbero verificarsi episodi di mal di testa, o comunque tutta l'area, la regione della testa interna ed esterna, dunque orecchie, naso, occhi, bocca, lingua, insomma tutto quello che è la regione della testa potrebbe essere coinvolto in questa giornata e dunque essere lievemente più problematico. Bene, detto questo, vi ricordo che chiaramente ciascuno di noi reagirà agli influssi odierni in base alle costellazioni presenti nel proprio quadrato di nascita, e comunque resto a disposizione per eventuali consulti legati proprio agli approfondimenti sulla propria data. Vi rinnovo ancora l'invito ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Noi ci ritroviamo qui con le previsioni per sabato 21 marzo, domani, sempre alla stessa ora. A presto e buona giornata.